metà di quelli che venuti corrono sia a terra per non gettarsi più. La battaglia di Colmoschine del 16 giugno di 100 anni fa, l'assalto degli arditi del nono reparto e le retrovie della battaglia del Sostizio lungo il fronte del Grappa tornano a vivere per 4 giorni a Bassano, Solagna e Pove. 100 anni sono un appuntamento con la storia e sul Colmoschin si va a valorizzare quello che i migliori uomini di allora, i primi volontari, gli arditi, fecero con eroismo, con capacità militare, ma che cambiarono realmente il sorte dell'Italia. Da lì iniziò poi la vittoria che portò a Vittorio Veneto. Clou delle celebrazioni saranno le 2 giornate di sabato e domenica con la cerimonia a Colmoschine e la rievocazione storica a Pove. Uno che arriva a Pove troverà Pove 1918, gli abitanti vestiti con gli abiti dell'epoca, avremo i muli che passeggiano per le vie, le salmerie, gli alpini, gli arditi, tutti come se fossero nel giugno del 1918. La rievocazione, diventata ormai tradizione, è stata inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni regionali per il centenario ed è sostenuta da Palazzo Balbi con 20.000 euro di finanziamento. Quest'anno sarà preceduta da un'alzabandiera solenne sabato mattina sul Colmoschin, cui parteciperanno il ministro degli affari regionali Erika Stefani e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Salvatore Farina. Una lezione di storia patria che continua a parlare al Veneto di oggi e alle generazioni di domani. Se si fosse rotta la diga del Grappa, le truppe austro-ungariche avrebbero per prime invaso Bassano e poi tranquillamente anche il resto della pianura veneta. Così non fu, grazie senz'altro all'impegno di moltissimi soldati che sacrificarono spesso anche la vita. Ricordarli è un dovere. La guerra da qualunque parte venga osservata è sempre una sconfitta, perché è la sconfitta della ragione, del dialogo, del buonsenso. Noi queste cose le facciamo per ricordare chi ha dato la vita per farci stare un po' meglio.